L'amicizia e gli amici intesi come famiglia che si sceglie e che si coltiva. Questo è il tema al centro della terza edizione del Festival letterario Umberto Fracchia a Casalza Ligure e di questo si è parlato nell'incontro dedicato alle scuole, sia le secondarie di primo grado che quelle di secondo grado. A partecipare anche studenti universitari e una scuola elementare fuori concorso. La partecipazione del mondo scolastico è stata da sempre ritenuta importante per questo concorso, perché si è voluto dare un valore alle generazioni future, perché l'arte dello scrivere, l'importanza della lettura che ti forma, i libri sono il cibo della mente, lo sappiamo, ha consentito una partecipazione davvero molto forte delle scuole del territorio. Grande partecipazione con circa 190 racconti e alcuni cortometraggi che sono stati valutati dalla giuria presieduta dallo scrittore Mario Dentone. È stata una fatica, però devo dire la verità, premiata a parte la qualità letteraria, soprattutto dall'animo e dalla volontà, in un'epoca in cui animo, amicizia, solidarietà e volontà si disperdono spesso nelle distrazioni dei mezzi moderni e dove anche il valore umano spesso viene meno. Soddisfatto il presidente della giuria, che era composta anche dalla scrittrice Valeria Corciolani, dal giornalista e scrittore Claudio Paglieri, dalla giornalista Francesca Caporello e da Chiaro Orbetello, docente e nipote dello studioso Alfredo, che era amico di Umberto Fracchia. Io sono contento come scrittore, che ha dedicato la vita ai libri letti e scritti, di avere avuto un insegnamento da chi ha partecipato quasi, come potrei dire, come allievo per imparare, per esporsi e per proporsi. E questa è già amicizia, proporsi con umiltà.